cominciare il nostro culto in piedi, per favore. Se hai portato la tua Bibbia, ti invito ad aprire nella parola di Dio, nella lettera ai Colossesi, capitolo 3. Leggeremo 3 versetti a questo testo biblico bellissimo che l'Apostolo Paolo ha lasciato alla sua Chiesa, Colosse. Ha scritto questa lettera dal carcere. E voi potete immaginare che le carceri di quel tempo sicuramente non avevano la TV e non avevano neanche la vista mare, ok? Le prigioni romane, io sono andato a vedere la prigione romana di Paolo, erano praticamente un buco da cui venivi calato dall'alto, dal soffitto, entravi in questa stanza circolare buia, completamente buia. E in particolar modo l'Apostolo Paolo è stato confinato nella ultima prigione, in fondo di una serie di prigioni, no? Dove c'erano gli altri carcerati. Allora una cosa che vi dico, che ci hanno spiegato Ciceroni là che ci hanno accompagnato. Paolo Apostolo viveva nell'ultima cella. Ovviamente non c'erano i sistemi igienici che ci sono oggi, ossia i carcerati facevano i loro bisogni dentro della cella, ok? Poi ogni tanto il guano veniva portato fuori dalla cella e ammontiato nella parte più profonda della prigione, dove c'era l'Apostolo Paolo, ok? E voi potete immaginare il profumo di Chanel che c'era in quel momento, che vita che facevano i carcerati in quel tempo. E io penso che questo brano adesso che lo leggeremo acquisterà un significato completamente diverso sapendo questo, ok? E dice così: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Paolo Apostolo sta dicendo, cari miei, non è questa la vera vita. La vita che viviamo oggi, qualsiasi cosa ne sta qui bene, non è la vera vita. Ci sono delle volte che noi pensiamo che la vita significhi avere un diploma, una laurea, abbiamo raggiunto l'obiettivo nella nostra vita, questa è la vita. Poi tu ti sposi, pensiamo che il matrimonio sia la vita, e poi tu cominci a avere il primo figlio, se Dio vuole anche il secondo, e tu pensi che quella sia la vera vita, un obiettivo da raggiungere. Ma la parola di Dio non sbaglia mai e dice: non è qua la vera vita. La vera vita comincia nel momento in cui noi entriamo in una dimensione di eternità. E la cosa interessante è che l'Apostolo Paolo non dice un giorno stare qui nell'eternità. Lui dice: adesso dobbiamo cercare l'eternità, adesso dobbiamo cercare le cose che non cambiano, adesso dobbiamo cercare le cose per sempre. Questo sarà il tema del culto di oggi, per sempre, per sempre. Stai cercando le cose che non cambiano mai, quelle che sono per sempre. L'Apostolo Paolo ci dice: cercate le cose di lassù, perché la nostra vita è nascosta là, insieme a Cristo. E io vorrei pregare questa mattina affinché noi, attraverso questo culto, che speriamo che sia un piccolo angolo di cielo, un piccolo angolo di eternità, in cui noi possiamo entrare e cercare le cose che non cambiano mai, le cose di eterne, le cose che durano per sempre. Quindi i tuoi occhi e cominci a parlare col Signore. Io non so in cosa stai investendo il tuo tempo oggi. Forse hai un obiettivo nella vita e Dio ci permette chiaramente di avere degli obiettivi. Ma la cosa che il Signore ci chiede questa mattina, questo obiettivo che io ho, che tu hai, porta gloria al Signore o porta gloria
insieme e che questa settimana sia una settimana in cui noi trapiantiamo del tuo amore, della tua grazia e della voglia, Signore, di camminare con te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Io non ti chiederò di abbracciarlo, di dare una stretta di mano a tuo fratello, ma la sorella Esaura la settimana scorsa mi ha fatto una bella proposta, ok? Allora, voltati davanti, voltati dietro, a destra, a sinistra e almeno saluta tuo fratello. Un saluto non porta virus, ok? Quindi saluta nel nome di Cristo Gesù.
Potete sedere. Allora, una cosa prima di cominciare la predica: il 18 di maggio è entrato in vigore un accordo che le chiese evangeliche italiane hanno fatto con lo Stato, che riguardano la situazione del Covid, ok? E specifiche per le chiese evangeliche. Quindi noi abbiamo delle regole da seguire. Purtroppo so che è fastidioso tenere indossata la mascherina, distanza sociale, ma fratelli, è importante che noi manteniamo questa postura, ok? Per due motivi: uno per protezione e due per protezione della Chiesa, ok? Quindi per favore non toglietevi la mascherina a meno che non predicate, venite pure qua tranquillamente, ok? Gli unici che possono veramente togliere la mascherina nel momento del culto sono i predicatori e chi canta, ok? Ma mantenete la mascherina perché rischiamo delle multe molto serie, per favore, ok? Grazie. Detto questo, io ti invito ad aprire la parola di Dio nel libro di Ebrei, nella lettera agli Ebrei, capitolo 7. Tieni il segno lì, ma prima di tutto io voglio pregare insieme a te che il Signore possa parlarci questa mattina. Preghiamo. Signore nostro Dio, nostro Padre, chiediamo il tuo intervento, Signore, nel culto di questa mattina. Noi crediamo in un Dio vivo, che non è teoria, non è lettera, è spirito vivente. Ed è per questo, Signore, che io ti chiedo, Padre, tu conosci la tua Chiesa, le necessità di ciascuno di noi, come è stato cantato, prima ancora che noi apriamo bocca, tu sai tutto quello che esce dal profondo del nostro cuore, tu non ti fermi all'apparenza. Ed è per questo, Signore, che io ti chiedo nel nome di Gesù di lavorare nella profondità del nostro essere questa mattina. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Come ho detto all'inizio, il tema della predica di stamattina e del culto di stamattina sono queste due parole che sono molto significative, che sono le parole per sempre. Okay? Per sempre. In questa lettera di Ebrei noi troviamo reiterato spesso questo motivo, no? Per sempre, viene ripetuto tante volte, perché ovviamente la lettera agli Ebrei è stata scritta a un popolo, ossia gli ebrei, che stavano meditando di tornare al giudaismo classico, perché come cristiani soffrivano troppo e quindi stavano pensando di tornare al giudaismo, perché tanto erano delle regole molto semplici alla fine e nessuno ti dava fastidio. I persecutati in realtà erano i cristiani. E quindi chi ha scritto questa lettera stava pensando veramente di esortare quella Chiesa di proseguire sul cammino cristiano, perché c'è un per sempre che noi dobbiamo perseguire. Ok? Poi in Europa è interessante il movimento che è sorto, non so se sapete, ma l'Europa ovviamente è nato il cristianesimo istituzionalizzato dal 325 d.C. L'imperatore Costantino ha indetto il primo concilio ecumenico e lui era il presidente di questo concilio ecumenico, quindi il cristianesimo è diventato religione di Stato da quel tempo, ok? Quindi abbiamo 17, 20, quasi 20 secoli di storia alle spalle del cristianesimo istituzionalizzato. Piano piano però un pensiero secolare è cominciato a entrare nel cristianesimo. Nel XVIII secolo è cominciato un movimento che si chiamava il secolo degli Uni, okay? È un movimento filosofico, sociale, scientifico che ha cominciato a mettere, o meglio, a rimettere al centro della società moderna, della società europea, non tanto Dio ma l'uomo, ok? Quindi l'uomo come autore
unici libri che a volte le persone leggeranno, e noi dobbiamo essere portatori di verità e non portatori di miti. Ed è per questo che noi stamattina abbiamo chiamato questo sermone Per sempre. Noi dobbiamo cercare le cose che durano per sempre, che la mente umana non riesce a capire. C'è una cosa che ne facciamo ogni giorno, no? Interessante è quando comincio a pensare alla struttura umana, ok? La struttura umana che cosa fa? Si alza la mattina, apre gli occhi, fa colazione, va a lavorare, torna a casa, mangia, va a letto, la stessa cosa il giorno dopo. E tu ragioni, la tua testa comincia a ragionare per scomparti stagni. Oggi è un giorno, domani un altro giorno, domani un altro giorno. E la nostra mente, il nostro cuore si abitua a pensare a delle cose finite, non finite. Finite, non infinite. Quando noi ci troviamo verso la fine della nostra vita, che dobbiamo affrontare il tema dell'eternità, siamo in una grossa crisi. Perché? Perché la nostra mente, il nostro cuore non è abituato a pensare alle cose eterne. Se io guardo la differenza tra la nostra società e la società antica, quando per esempio il popolo degli egiziani si preparava per tutta la vita per affrontare la morte, tutta la vita per affrontare l'eternità, oggi noi abbiamo rimosso il tema della morte, noi abbiamo rimosso il tema dell'eternità, perché è una cosa che non riusciamo più a pensare. Perché? Perché il pensiero del mondo è entrato nel pensiero cristiano. Ed è questo che chiunque abbia scritto, scusate, come diceva l'Apostolo Paolo, non sappiamo se è stato l'Apostolo Paolo a scrivere la lettera degli Ebrei, ed è questo che l'Apostolo ed è questo che lo scrittore degli Ebrei voleva dire alla Chiesa degli Ebrei: tornate alle cose che sono per sempre. E il primo per sempre si trova nel capitolo 7, dal versetto 23 in poi, e dice: inoltre, quelli che sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare, egli invece, poiché rimane in eterno, egli ovviamente è Cristo, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive per sempre per intercedere per loro. Infatti a noi era necessario non solo un sacerdote come quello santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per sempre quando ha offerto se stesso. Allora sta attento a cosa dice questo testo, che è molto forte, molto profondo. Chiunque abbia scritto questo ovviamente si riferiva al sistema sacrificale dell'Antico Testamento. Quando una persona peccava nell'Antico Testamento, qualsiasi cosa faceva, che fosse un pensiero sbagliato, che fosse un'azione sbagliata, oppure una mancanza di qualcosa che non era stato fatto, che cosa doveva fare? Doveva prendere un agnello o un bue o un piccione, andare dal sacerdote. Questo sacerdote prendeva questo animale, lo sgozzava e faceva un sacrificio con del sangue che portava via il peccato da quella persona, e la persona veniva restaurata nella propria comunione con Dio. La cosa interessante è che se uno peccava 10 volte al giorno, doveva tornare 10 volte al tabernacolo per prendere questo animale, sgozzarlo e poi tornare di nuovo in comunione con Dio, perché nella mente della persona doveva essere chiara: attraverso quel sacrificio non possiamo avere una vita totalmente purificata dal sangue di un animale. Ma è ovvio che la parola di Dio ci dà una speranza qua e ci dice: guardate che noi una volta per sempre Cristo ha offerto il suo sangue affinché i miei peccati passati, presenti e futuri siano completamente cancellati, e io e te possiamo stare alla presenza di Dio senza più nessuna remora morale, senza nessun peso nell'anima. Gente, quando Gesù è morto sulla croce, sapete che cosa ha detto? L'ultima parola che lui ha detto è compiuto. Che cosa fantastica! Sapete che cosa nella lingua originale cos'è questo termine? È la parola tetelestai
da qualsiasi cosa che io ho commesso in passato, ho commesso oggi e commetterò in futuro. Dio ci vede in modo perfetto, e noi vedremo dopo anche che noi siamo stati fatti perfetti per sempre. Sapete qual è il grande problema della Chiesa di oggi, cari miei? Che noi non capiamo la dottrina della grazia di Dio. È la dottrina più difficile in assoluto da capire. E sapete perché? Perché è per sempre. La grazia è per sempre. A volte nel pensiero cristiano, nella Chiesa, insita nel cuore della Chiesa, sapete che cosa c'è? Sì, Dio mi ha fatto grazia, ma fino a che non pecchi di nuovo. E fino a che tu non pecchi di nuovo, tu hai bisogno ancora della grazia di Dio. E Dio dice: ho fatto un sacrificio una volta per sempre. Cristo ci ha lasciato un'eredità spirituale perfetta per ciascuno di noi. L'unica cosa che è successa appena Cristo è morto, ti ricordo quando si è strappato il velo del Tempio, dove al di là c'era l'arca dell'alleanza, dove al di là c'era Dio, e solo una volta l'anno il suo sacerdote poteva entrare, il velo si è strappato, il messaggio è molto chiaro per noi. Una volta per sempre, adesso voi potete stare nella mia presenza senza più bisogno di sacrificare un animale, perché quello che si è sacrificato sono stato io al posto vostro. Amen. Io non mi voglio saltare quando penso a queste cose. Non c'è più bisogno di religione, non c'è più bisogno di sacrificio. Adesso ti faccio una parentesi. Se tu senti, ascolta bene quello che ti sto dicendo, se tu senti che andare allo studio biblico, andare a un culto di preghiera o andare al culto la domenica è un sacrificio, significa che tu stai ancora vivendo nell'Antico Testamento e che senti questa cosa come un peso, è perché non hai capito il sacrificio di Cristo, perché tu vivi il cristianesimo come una religiosità esteriore che non serve assolutamente a niente. E Cristo ci ha liberato dalla religiosità, perché io posso dare soltanto quello che ho dentro. Se io perdo la domenica al culto, dico: Signore, mi sento vuoto. Mi sento vuoto. Mi ricordo una domenica di tanti anni fa, insieme a mia moglie siamo andati in una vacanza e eravamo in Corsica, ok? Molto interessante quello che è successo. Ho detto, eravamo lì ormai da 3 settimane. Voglio cercare una chiesa, non ce la faccio più senza culto. Per me è troppo, no? 3 settimane senza culto non ce la faccio. Quindi ho cercato finché non ho trovato una piccolissima chiesa evangelica nella Corsica, in una città sprofondata in mezzo alle rocce, no? Ho detto, andrò là. Culto in francese. Ok. Interessante che i francesi, voi sapete che i francesi stanno a morte con gli italiani, ok? Non so se avete questa notizia, ma io lo so per certo, perché l'ho vissuto. Vi racconto solo questo. C'era un villaggio turistico in quel posto dove mi sono chiesto perché, no? Ma poi ce l'hanno spiegato. C'era una parte del villaggio che era totalmente illuminata, un'altra parte che era totalmente buia alla sera. Io dico, ma come mai c'è cosa? C'era un amico che mi ha spiegato: guarda, sai cosa è successo? Che quando italiani si arrangiano, ossia vanno a farsi la spesa, non vanno nel supermercato delle cose, quindi i francesi distinguono le luci dalla loro parte. Nella parte dei francesi no, perché? Perché loro sì, fanno spesa nel supermercato del posto, eccetera, eccetera. Quindi io vado in questo già in francese e dico: Signore, grazie, ma ok. La predicatrice, che era una predicatrice, parlava il francese, anche l'italiano, ma ha preferito predicare in francese. Ma è interessante che io ho percepito che lei stava predicando in un testo biblico, sono andato là nella mia Bibbia, in italiano, ok? In italiano. E ho letto quel testo che stava leggendo lei, e ho detto: Signore, avevi un
se tu avessi capito il sacrificio di Cristo, il tuo cuore sarebbe pieno di gioia, pieno di voglia di partecipare a tutto quello che succede nella Chiesa. Pastore non temo. Sai come traduco io a volte questa frase, pastore non temo? Pastore non ho voglia. Perché io ho dovuto tante volte nel passato, quando non avevo capito il sacrificio di Cristo, essere davanti allo specchio e dire: è vero Signore, non vale perché non ho voglia. E quando io ho cominciato a dire la verità, il Signore ha cominciato a guarirmi, ha cominciato a comunicarmi delle verità molto più profonde, e poi questo mi ha riempito dell'amore, della grazia che mi porta a una cosa che per sempre è il sacrificio di Cristo. Voglio leggerti un altro per sempre che si trova al capitolo 9 e dice così dal versetto 9: questo, ossia a Cristo, è una figura per il tempo presente. I doni, i sacrifici offerti secondo quel sistema, ma non possono, quanto coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi, di bevande e di varie funzioni, insomma, di regole carnali. Guarda cosa dice qua della religiosità: regole carnali, ok? Imposte fino al tempo della loro riforma, ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non col sangue di capre e di vitelli, ma col proprio sangue, così ci ha acquistato una redenzione eterna. Allora io voglio soffermarmi, avete notato che anche qua dice la parola per sempre, ok? Riferendosi a un'azione che il sommo sacerdote faceva una volta all'anno. Ma voglio soffermarmi sulla parola redenzione, ok? Quando io leggo la Bibbia mi piace capire le cose. Chi è che sa cosa vuol dire la parola redenzione? Alza la mano. Chi sa cosa vuol dire la parola redenzione? Ok? Puoi dire? Riscattare, togliere, ma è un pochino più forte. Siamo sulla strada buona. Vuol dire rivendicato come diritto di proprietà privata. Gente, attraverso una cosa che Cristo ha fatto per sempre, lui ci ha rivendicato come diritto di proprietà privata. Ossia, lui guarda me, lui guarda te e dice: quello lì è mio. Il mio tesoro. Hai capito? E lui usa la figura per dirci questo, la figura del sommo sacerdote. Sapete che il sommo sacerdote poteva entrare alla presenza di Cristo, alla presenza di Dio, dove c'era l'arca dell'alleanza, dietro nel luogo santissimo, dove c'era la gloria di Dio, doveva entrare una volta all'anno solo portando il sangue di un animale per sé e per il popolo. Ma questo testo non ce lo dice, ma lui andava dentro in un modo particolare. Addosso lui aveva un indumento che era il più importante indumento che apparteneva al popolo di Israele, che si chiamava Efod. Ok? Sapete che cos'è l'Efod? Era un pettorale, e su questo pettorale c'erano 12 pietre preziose, una diversa completamente dall'altra, un diamante, un rubino, un smeraldo, eccetera, eccetera. No? 12 pietre preziose. E su ogni pietra di queste pietre c'era inciso, attento bene a cosa vi dico, c'era inciso il nome di ciascuna tribù di Israele. E se tu vai nel libro del Levitico, lui dice che lui portava l'efod non addosso, ma dice per 3 volte quel testo, dice sul cuore e sul cuore. Non dice addosso, lo portava sul cuore. Sai cosa significa questo tradotto in termini moderni per me? Significa che Cristo, quando è morto, lui aveva sul cuore inciso il tuo nome, che oggi è scritto nel libro della vita
Non è scritto, è inciso sopra una pietra preziosa. Oggi noi viviamo in un'epoca, guarda che implicazioni pratiche che ha questa verità. Sta attento a quello che ti dico adesso. Noi ci sentiamo amati quando produciamo. Quando facciamo le cose per bene, le persone ci amano. Quando io non produco, non sono amato. Questo succede nel mio posto di lavoro, questo succede nella mia famiglia, questo succede nella mia casa, succede in tutte le case di tutto il mondo. Sapete perché? Perché la mentalità del mondo è entrata nella Chiesa, è entrata nelle case e non permette di amare una persona per quello che è e non per quello che fa. E purtroppo oggi noi viviamo in un'epoca talmente valorosa, talmente assurda, che le persone non sono amate per quello che sono, ma sono amate per quello che fanno. È vero o no? Sei d'accordo con me o no? E quando io leggo la parola di Dio che Cristo aveva il suo nome, i nostri nomi incisi su delle vite preziose, portate sul cuore, io dico, Signore, che amore che hai per me. Quando io ho bisogno di amore, io vado a Cristo. Ci sono tanti ragazzi giovani qua, non voglio deludere le vostre aspettative, ok? Il matrimonio, ci hanno detto, no? Che il matrimonio è la tomba dell'amore. Hai sentito questo detto? Allora io non dico ovviamente che il matrimonio è la tomba dell'amore, ma se tu speri di avere pienamente tutto nel tuo matrimonio futuro, prenderai una delusione di quello che neanche ti puoi immaginare. Io leggo nella parola di Dio e correggetemi se sbaglio, se vi ricordate bene questo testo biblico che dice che noi abbiamo tutto pienamente in Cristo. Ti ricordi? Dove è scritto questo nella lettera ai Colossesi? Perché l'Apostolo Paolo scriveva questo? Perché noi cerchiamo l'amore ed è ovvio perché è un bisogno che è stato impiantato dentro di noi dal Signore. È chiaro che è così, perché Dio è l'amore e l'essere umano è stato fatto immagine e semejanza di Cristo e noi cerchiamo amore perché abbiamo questo buco, come ha detto un filosofo, dentro di noi fatto a forma di Dio e solo Dio può riempire questo buco, solo Cristo può riempire questo buco. E quando io leggo questo testo biblico che dice che il sommo sacerdote è entrato una volta per sempre e mi ha amato una volta per sempre, non ho più bisogno di nient'altro, e io lì che vado a cercare quello che dura per sempre, l'amore che dura per sempre. Perché è interessante la forma del matrimonio, no? Finché morte non ci separi, o finché figli non ci separi, o finché un nuovo amore non ci separi. Perché l'essere umano è così e ci separa. Ma quando noi cerchiamo Cristo e questo sacrificio che Lui ha fatto una volta per sempre, noi siamo pieni e non abbiamo più bisogno di niente. Cerca Cristo, il sommo sacerdote che è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, e là tu devi essere insieme a Lui. E quando tu sei là insieme a Lui, tu percepisci le vampe dell'amore di Dio che non manca mai. Mia moglie è stata fuori 2 settimane da casa. Come va a casa? Una solitudine terribile, un vuoto. Mia figlia ogni tanto va a lavorare, ogni tanto sono tutti i giorni. E io là con un batalai in casa dico, Signore, cosa faccio da solo? Mi cerchi me? È lì che tu devi andare a cercare quello che dura per sempre. Dura per sempre. Voglio dirti un terzo per sempre che si trova nel capitolo 10 e dice così, versetto 10: in virtù di questa volontà, ossia la volontà di Dio in Cristo Gesù, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente
desidera soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, guarda cosa dice questo versetto, stai bene attento a cosa dice, ok? Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quello che sono santificati. Cristo con un unico sacrificio ci ha resi perfetti, giusto? No, perché non ho completato la frase. Lui dice perfetti per sempre. Ossia, chi è il peccatore qua dentro? Alzi la mano. Ok. Sono in buona compagnia. Grazie a Dio. E io oggi peccherò e tu domani peccherai insieme a me. E siamo una gregge di pecore che sta camminando nella vita e che peccherà oggi, peccherà domani, peccherà fino alla fine dei propri giorni. Ma io trovo che gli occhiali di Dio ci vedono in un modo completamente diverso. Ti sei reso conto di quello che ha detto la parola di Dio? Lui guarda ciascuno di noi e dice, perfetto, 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 per sempre. Non c'è difetto. Allora ti faccio una domanda. Quando Dio fa le cose, sbaglia qualcosa? C'è qualcosa fuori posto? Ti ricordi che cosa ha dichiarato quando Lui ha creato l'universo? Ha detto, molto buono. Non ha detto soltanto buono, ha detto molto buono. Ok? E dice la parola di Dio, e questo ha a che fare con la mia e con la tua anima. Non sto parlando di corpo, perché se tu dopo i 50 anni mangi una pizza con salamino piccante, quel controllo che io faccio tante volte, e sono costretto a mangiarlo alle 7, perché se la mangio alle 8 vado a letto fino alla mattina dopo gli occhi fallati, ok? Ma non è quella la questione di perfezione, la perfezione ha a che fare con l'anima. E Dio dice che con un'unica offerta Lui ci ha resi perfetti per sempre nella tua anima, non c'è un difetto, perché Cristo ti ha fatto come una nuova creatura. Amen. La vecchia Giacchini non esiste più, gloria a Dio. Il vecchio Alessandro non esiste più. È una nuova creatura creata in Cristo Gesù per le buone opere che Lui ha precedentemente preparato affinché noi le compissimo. E quando io mi guardo allo specchio e dico, Signore, quante cose devo cambiare ancora? Sai che cosa? Io penso che Cristo pensi, si mette a ridere e dice, ma quanta strada hai già fatto per arrivare fino a qua? Quante cose nuove che hai imparato, perché io ti vedo perfetto. E quando tu affermi questa situazione, che attraverso il sacrificio di Cristo tu sei perfetto, che io sono perfetto, allora tutto cambia nella mia vita, tutto cambia. Il diavolo mette sempre in crisi la nostra identità. Hai mai sentito quella frase nella testa che dice, dopo questo che hai fatto, dopo questo che hai pensato, sei tu il cristiano? Hai mai sentito questa frase? Che cosa cerca di fare il diavolo? Di mettere in crisi la tua identità. Allora sapete che io cosa faccio? Vado in questo testo e dico, il sacrificio di Cristo mi ha reso perfetto per sempre. Un'azione non ha niente a che fare con la mia identità, perché io sono una nuova creatura in Cristo Gesù. Perfetto per Dio. E se sono perfetto per Lui, sono perfetto anche per me stesso. E amen. Cari miei, avete capito che cosa significa per sempre? Siamo stati giustificati per sempre. Siamo stati amati una volta per sempre. E terzo punto, noi siamo perfetti per sempre. Mettiti questo paio di occhiali insieme a me, di quello che ci dice la parola di Dio, perché tutto cambierà. Ma devo sviluppare questa mente spirituale. E grazie a Dio lo Spirito Santo ci viene in soccorso quando dice che noi abbiamo la mente di Cristo, perché abbiamo lo Spirito Santo di Dio dentro di noi. Lascia da parte il pensiero umano, lascia da parte il giudizio delle persone, cerca Cristo
Cristo e quello che è per sempre. Ti ricordi cosa abbiamo detto all'inizio? Cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate l'animo le cose di lassù, perché voi moriste e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Amen, Chiesa? Per sempre. Ok? Esci di qua e tieni queste due paroline che io definirei veramente magiche. Passatemi questo termine, ok? Magiche nella nostra mente. Per sempre amati, per sempre perfetti, per sempre giustificati. Chiudi i tuoi occhi e preghi il Signore. Signore, noi vogliamo ringraziarti perché né morte, né vita, né angeli, né principati, né potestà, né cose presenti, né cose future, niente potrà dividerci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. E tutto quello che è per sempre, Signore, io ti chiedo che possa fare parte della mia vita, Signore, della vita di questa Chiesa, della vita di tutti quelli che ci ascoltano, Signore, questa mattina. Aiutaci a cercare le cose che non cambiano mai, quelle che non si corrompono nelle mani umane. La vita è come la sabbia tra le dita, ma quando noi cerchiamo Cristo, la vera vita, noi stringiamo in noi, nelle nostre mani, le cose eterne. Aiutaci, Signore, a cercare Cristo Gesù, il Signore. Grazie, Padre, perché tu ci hai fatto perfetti, una volta per sempre. Non abbiamo più bisogno di opere religiose, non abbiamo più bisogno di sacrifici, né di animali né personali, ma io ti chiedo che la tua Chiesa, Signore, nella profondità della propria anima, agisca ogni giorno e opera ogni giorno, non tanto per sacrificio, ma per ringraziamento di quello che tu hai fatto per noi. Togli, Signore, ogni opera religiosa da noi e che il tuo Spirito, Signore, possa prendere il nostro posto. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen.
grazie, Signore, perché non ci fanno mancare niente, Signore, noi abbiamo la salute, noi abbiamo tutto ciò che noi abbiamo bisogno. Ti ringrazio, Signore, per questo tempo, Signore, che non possiamo, Signore, veramente, Signore, un giorno riconoscere, Signore, la tua bontà e la tua misericordia verso la nostra vita, Signore. In nome di Gesù che noi ti ringraziamo. Amen. Ancora 2 minuti, ok, per un annuncio. Allora, quando noi usciremo dalla nostra sala di culto, è importante ricordare che non possiamo uscire da dove siamo entrati, ma usciremo dalla porta secondaria, ok? Sembra che è una questione di regolamento che ci è stato dato attraverso l'accordo Stato-Chiese Evangeliche Italiane. Ok, non so se avete visto per la disperazione del Gigi, dov'è il Gigi? Siamo diventati tutti interisti, ok? Abbiamo cominciato. No, allora, vi spiego. Questa settimana è stata la settimana dei regali, ok? Questi tappeti, questa mucchetta da fiera, no? Come si chiama? Ci è stata regalata, ok, da un fratello di Padova, e abbiamo raggiunto il 50% della sala. L'intenzione è quella di portare fino in fondo. Allora, questo fratello ci ha detto: bene, se vi manca qualcosa, sappiatemelo dire. Non è un credente, ok? Quindi, che cosa tu capisci da questo? Che Dio va davanti all'opera. Quando lui apre le mani, apre le tasche, perché viene la cosa viene da Dio, no? E altra cosa, Anna, puoi testimoniare che ci sono stati regalati praticamente 2 rotoloni di tessuto per le tende, bellissimi, ok? Mi ha detto: pastore, viene a darmi una mano a smontarli dalla macchina perché pesano troppo. Ho detto: gloria a Dio che pesano troppo, senti perché c'è tanto tessuto, no? Praticamente daremo una cifra rappresentativa che viene dal fondo del patchwork, quindi potremo fare delle bellissime tende, potremo fare un sacco di cose. Altra cosa, non so se avete visto, forse qualcuno ha intravisto, quel vano lì alla fine della sala di culto, questa settimana, per una cifra rappresentativa di 100 euro, che è stata un'offerta, non un pagamento, ok? Abbiamo guadagnato 38 seggiole, poltroncine più o meno queste, 38 più 5 tavole, che è un'offerta del Signore qua giù della sala biliardi, ok? Oltre a questo, chiaramente noi abbiamo detto: visto che tu ci fai questo, noi ti regaliamo la Bibbia, perciò abbiamo regalato 2 Bibbie. Mi sono fermato a parlare con loro, hanno accettato volentierissimo, e gloria a Dio per questo. Preghiamo per questo uomo, preghiamo per questa ragazza che lavora lì. È un'occasione che Dio ci ha dato di cominciare a conquistare la nostra Gerusalemme, ok? Siamo nella nostra piccola Gerusalemme, dopo ci sarà Giudea, Samaria, l'estremità della terra, ok? Preghiamo per chiudere il nostro culto, alziamoci in piedi e che il Signore possa accompagnarci per tutta la settimana. Signore nostro Dio, nostro Padre, grazie per l'opportunità che ci ha dato di essere qua ad ascoltare, Signore, la tua parola, a lodarti, a offrire. È un privilegio, Signore. Grazie perché possiamo entrare nella dimensione eterna, quella che dura per sempre, e che tu possa, Signore, anche se i giorni vengono scanditi, notte e giorno, possiamo ricordare che cosa vale la pena di perseguire, quello che dura per sempre. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Dio vi benedica, buona settimana a tutti. Mi raccomando,